che continua ad essere ben soleggiata e stabile, anche se i cieli non saranno del tutto sereni. Stabili le temperature. E per questa edizione è tutto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a scaricare la nostra app gratuita Trebi Meteo. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria con il sottoscritto Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassini. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio e buongiorno ai nostri ascoltatori. E alle nostre ascoltatrici. Abbiamo uno strascico sulla settimana dell'8 marzo, che era la settimana scorsa, perché vogliamo parlare ancora di donne, vero professore? Ma sì, a parte che cercheremo di parlarne tutto l'anno senza discriminazioni settimanali, giornaliere, eccetera, visto che poi è la quotidianità di tutti quanti. Credo che siamo donne, ma nello specifico c'è una donna di cui vogliamo parlare oggi. Beh, a proposito di Siamo Donne, brano cantato anche da Sabrina Salerno, che è genovese, quindi insomma è il nostro orgoglio territoriale. Domani compie gli anni, non diremo quanti per eleganza, è una signora, una giovane donna, le facciamo tanti auguri. E poi professore? E poi torniamo un attimo a parlare del tema delle donne, perché bando all'aspetto più drammatico, ma anche qui abbiamo omicidio alla Spezia, in cui il ex marito voleva proteggere l'ex moglie, o la sentenza che ha lasciato un po' stupiti sulla condanna, tempesta emozionale, eccetera, genere. quindi una condanna definita fin lieve per queste attenuanti. E vabbè, noi condanniamo sempre, poi giustamente ci sono i casi da esaminare, ma invece veniamo al discorso che avevamo affrontato con il convegno Confindustria e con la vicepresidente Confindustria Genova Sonia Sandei, e con Valore D e col comune di Genova per il salary gap, le differenze salariali di carriera delle donne. Qui abbiamo qualche cosa di interessante da sentire. I researched it. I designed it. I modeled it. I developed it. I engineered it. Questo è il modo con cui Jaguar USA, l'azienda che produce automobili di lusso, celebra della donna, questo momento. Rende protagoniste le donne, ha un concetto di auto indirizzata a tutti ma anche alle donne, con la diversità di genere che è ritenuta un qualche cosa di valoriale, un accrescitivo dal ruolo delle donne nella progettazione, nel lancio, nel marketing, nella vendita, fino alla guida. Promuovono questo tema. È sempre una cosa carina vedere questa cosa, anche se è proprio sostanza, le donne ci sanno fare, e non poco. E ci sono delle aziende che questo pay gap lo azzerano, o perlomeno sì, l'hanno colmato. Sentiamo Eugenio Sidoli, che è l'amministratore delegato di Philip Morris. La domanda che mi avete fatto sul pay gap e sul trattamento salariale uguale tra uomini e donne è un tema all'ordine del giorno. Siamo appena stati qualificati come azienda, sia a livello internazionale che a livello domestico, come un'azienda che paga uomini e donne salari uguali, ed è una certificazione molto importante per le nostre affiliate e anche per i nostri dipendenti, perché ci garantisce o ci prova che il lavoro buono che abbiamo fatto con processi e procedure che per tanti anni abbiamo ben amministrato ci ha permesso di raggiungere quel trattamento equo, quella non discriminazione, che a livello sia italiano che a livello internazionale è ancora un grande tema delle nostre società. Per noi è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Dovremo continuare a provare di essere all'altezza delle aspettative che abbiamo generato. Ci sentiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto, ma siamo anche lieti di poter essere un esempio per tutti quelli che vogliono andare sullo stesso cammino e vogliono aderire anche loro a questa certificazione, che ci aiuterà, misurando, a essere più efficaci nel raggiungere questo obiettivo di parità che tutti quanti vogliamo. E sullo stesso cammino di Philip Morris anche una azienda locale, tra l'altro. Faccio presente Eugenio Sidoli, appunto, AD di Philip Morris, azienda leader nelle sigarette, sia nella versione tradizionale che in quella elettronica. Era tra le aziende emblematiche nell'incontro Confindustriale della scorsa settimana. Abbiamo un campione anche locale, nel senso che abbiamo Iren, con il suo direttore delle risorse umane Antonio Andreotti. Noi a livello aggregato le donne rappresentano il 25% della nostra popolazione, con punte in alcune famiglie professionali di eccellenza intorno al 65-70%, e
invece delle popolazioni, dei segmenti con una rappresentanza praticamente nulla, come quel settore operaio per quanto riguarda produzione e distribuzione energia elettrica. Noi stiamo lavorando anzitutto per far crescere la popolazione femminile a livello manageriale e stiamo lavorando anche per inserire a livello tecnico una serie di donne in ambito ingegneristico, sia a livello appunto di ingegneria vera e propria, sia anche a livello di gestione degli impianti, delle reti e così via. Quest'anno per esempio siamo passati sulla popolazione dirigenziale dal 14,6 al 17,7, che credo sicuramente a livello apicale, attraverso una serie di leve, in particolare formazione, opportunità di crescita in diverse posizioni, stiamo lavorando molto intensamente anche su questo tema. Si lavora quindi anche nelle aziende locali. I dati forniti da Andreotti sono del 2018, un'azienda che ha iniziato questo percorso di integrazione della gestione della diversity dal 2014, quando le società operative su tutto il territorio hanno iniziato a funzionare con un'unica testa, diciamo un'omogenizzazione. Hanno iniziato questo percorso, nel 2017 si sono associati a Valore D per dare ancora più strutturazione a quanto intrapreso, e direi che si stanno impegnando. Tanti progetti anche con le scuole, dalle superiori alle università, con vittorie anche di premi. Insomma, tutto quello che è il nuovo soprattutto riescono a farlo crescere bene. Ovviamente se si parla poi di materia di attività anche maschili, come dire la manutenzione, queste cose così, ma le posizioni di vertice certamente ci stanno lavorando piuttosto bene. Poi ci sta anche che insomma certe mansioni siano svolte soprattutto dagli uomini per questioni magari anche semplicemente a volte fisiche. La manovalanza, sollevare dei sacchi di cemento. Ma insomma. sì, esatto, questo ci sta, però per il resto. Allora sentirei anche Cristina Adelmi, che è la responsabile regionale di Donne Impresa. Ad oggi a livello nazionale un'impresa agricola su 4 porta il fiocco rosa. Nella nostra regione l'incidenza sale al 10% per le imprese agricole a conduzione femminile. Questi dati ci dimostrano la grande dinamicità e crescita del settore primario in Liguria, nonché le continue prospettive di sviluppo. Il protagonismo femminile ha rivoluzionato l'attività, con la nascita degli agriasili, delle fattorie didattiche sociali, dei percorsi rurali di pet therapy, degli orti didattici, con l'educazione alimentare nelle scuole e tanto altro ancora. Nell'attività imprenditoriale agricola le donne hanno dimostrato di saper coniugare la sfida del mercato e il rispetto per l'ambiente, la tutela della qualità della vita, l'attenzione al sociale e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. La novità che ultimamente riscontriamo è che le nostre imprenditrici provengono da percorsi formativi e studi diversi da quello agricolo, ma questa è senza dubbio una sana e positiva contaminazione che accresce il livello di preparazione e competenze nel nostro settore e che dimostra la grande passione e amore per questo lavoro in cui credono e in cui investono il loro futuro. Qui siamo in ambito Coldiretti. Sì, Coldiretti, le donne in agricoltura hanno una leadership effettiva, sono piuttosto brave. Tra l'altro, quando avevo parlato con il presidente, con Gianluca Boeri di Coldiretti Liguria, mi segnalava che era utile, parlando di mimosa e festa della donna, il 90% della mimosa che gira in Italia sotto data viene dalla Liguria, quindi un altro vanto regionale ce l'abbiamo. Insomma, sarebbe curioso e interessante capire anche in ambito bancario e finanziario l'affidabilità che viene data alle donne, un tema su cui stiamo indagando e magari ne parleremo più avanti. Give her visibility so she sees how unstoppable she is and she'll break barriers. E qua siamo al tema sportivo. Sì, sport. Con questo che è un estratto da uno spot di una importante azienda che produce materiale per vestiario e qui è visto scarpe in America sportive. è stato studiato che praticamente solo il 4% dello sport al femminile viene visibilizzato sui media, quindi la campagna è per sensibilizzare questa visibilità e per spingere le ragazze allo sport, cosa su cui anche in Italia qualche settimana fa
molte delle nostre atlete si erano impegnate, avevano dato voce al fatto che le ragazze nel passaggio dalle medie alle superiori non abbandonassero l'attività agonistica. Sentiamo Angelo Catanzano dell'agenzia di marketing genovese Smart Sport. Uno dei temi più attuali di questo periodo è la differenza salariale tra uomo e donna nel lavoro. In ambito sportivo, per trattare il tema, bisogna ragionare secondo me in maniera differente. Infatti il salario, più o meno importante, è giustificato soprattutto dalla visibilità mediatica della disciplina sportiva e in questo caso non ci sono dubbi che il calcio maschile la fa da padrone. Ma di fronte a questo, il talento e la personalità di alcuni atlete ha comunque permesso loro di diventare dei personaggi riconosciuti al pari dei calciatori più noti del nostro paese. Voglio citare un podio composto da Paola Egonu, che si sta affermando sia come trascinatrice del movimento volley femminile, sia per la naturalezza di affrontare le sue scelte personali. A seguire Sofia Goggia, che con la sua energia trascinante ha saputo sconfiggere un brutto infortunio, tornando ai massimi livelli e dimostrandosi tra le più ricercate dagli sponsor. E infine Federica Pellegrini, che merita il gradino più alto per essere riuscita a coniugare i suoi successi sportivi con un post carriera televisivo che la sta affermando come campionessa a tutto tondo. Un po' lo sport, un po' poi il glamour che ci può ruotare intorno. Concordo pienamente con quello che dice Catanzano, nel senso, se togliamo perlomeno in Italia il calcio maschile, tutto il resto è molto più meritocratico, cioè gli sport a parte il calcio maschile sono tutti minori. Però, come avevamo già detto in passato, è da lì che arrivano le medaglie. E paradossalmente quello che fa premio non è tanto il genere, ma quanto sei, oltre che vincente, quanto sei mediatico. Popolare, le donne certo. sono forti. Avevamo Tomba per lo sci, abbiamo Valentino Rossi per la moto, ma forse le donne in questo periodo sono molto più forti dei colleghi maschi. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. E chiuderei con un'altra donna, sì. Sedicenne probabilmente. Molto giovane, sì. Abbiamo un appuntamento per domani in tutta Italia, ma nel mondo direi, gli studenti che si impegnano per l'ambiente e per il clima. Questa ragazzina è andata a fare una volta alla settimana davanti al Parlamento svedese una sorta di sciopero per protestare e proteggere l'ambiente, dicendo: questo è quello che abbiamo, dobbiamo tutelarlo. Bello. L'economia e la finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Un minuto di cronaca e attualità e poi torniamo a parlarne con il professor Cassinis. Amore, l'ho trovato. Ma chi? Il nuovo centro Ocnoplast by Blindo. Le finestre! Snelle, robuste, coloratissime! Ocnoplast by Blindo, in via Armando Diaz 55 Rosso, a Genova. Le finestre di design. L'eleganza irresistibile di blindo.it. Vetreria Cappucci, l'arte del vetro per la tua casa dei sogni. Box doccia, specchi, porte in vetro, tavoli e vetrate artistiche su misura. Vetreria Cappucci, a Genova, 010 88 22 13. vetreriacappucci.com. Richiedi un preventivo, sarai piacevolmente sorpreso. Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Piaggio Aerospace, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ha smentito l'acquisto dei 4P1 HH costruiti da Piaggio e annunciati a febbraio dal governo. I sindacati di FIM, FIOM e Wilm Genova hanno così mandato una richiesta di incontro al prefetto Fiamma Spena. I sindacati hanno sottolineato come il governo all'incontro del 26 febbraio avesse annunciato l'acquisto dei 4 velivoli, oggi smentiti. Resta in carcere Francesco Ruggero, il 47enne sottufficiale dell'aeronautica che 2 giorni fa ha ucciso con 3 colpi di pistola il rivale in amore Vincenzo D'Aprile in piazzale Ferro alla Spezia. Il giudice per le indagini preliminari Mario De Bellis ha convalidato il fermo e l'applicazione della misura cautelare della custodia a Villa Andreino. Al sottufficiale contestato l'omicidio premeditato e il porto illegale di armi in luogo pubblico. Demolizione della pila 8 di Ponte Morandi a Genova, tramontata l'ipotesi di utilizzare l'esplosivo, si va verso lo smontaggio meccanico, è quanto si è appreso dal nuovo tavolo che si è svolto in prefettura a Genova. La decisione deve essere ora ufficializzata dalla struttura commissariale, deve essere anche individuata la data. L'obiettivo è limitare i rischi legati alla presenza di amianto. L'opzione esplosivo resta invece valida per le pile 10 e 11 del Moncone Est.
L'economia e la finanza ogni giovedì su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis. Vado veloce perché gli argomenti da trattare sono ancora tantissimi e c'è subito una campana a morto perché stiamo per parlare di Qui Group, della questione Qui Group, Sì, professore. sì, sentiamo un intervento interessante. Nel settore dei pubblici esercizi il fallimento di Qui Group ha rappresentato un vero e proprio dramma. Erano anni che riscontravamo ciclici ritardi di pagamenti, ma nessuno poteva ipotizzare che nel corso del 2018 si sarebbe arrivati addirittura al suo fallimento. E qui ci troviamo di fronte a una situazione dei numeri veramente drammatici. Non è bastata infatti una sola udienza, ma ce ne vorranno ben 4 prima di poter analizzare tutte le situazioni creditori. Nella prima udienza abbiamo già superato i 42 milioni di euro e questo ci fa capire come di fronte a questa situazione la categoria sia pesantemente esposta. Inoltre quello che ci spaventa ancora in più è che la situazione creatasi potrebbe anche ripetersi. Infatti se non si cambieranno le norme, non si troveranno strumenti di tutela più efficaci per la categoria e per chi offre il servizio sostitutivo di mensa, nulla diciamo così è precluso. Infatti riscontriamo già oggi che altre società hanno iniziato ad alzare diciamo così quello che è il tasso di sconto e questo veramente ci preoccupa. Questo è Paolo Barbieri, vice direttore di Confesercenti Genova. In realtà vorremmo sentire anche poi una voce interna a Qui Group. Sì. Il discorso interessante qui era che praticamente quasi 350 milioni di euro andati in fumo, di cui oltre 200 nei confronti degli esercenti. Insomma, non è poco. Un sacco di soldi. Sentiamo un estratto di un intervento di Chiara Fogliani, che è il CEO di Welfare Company, ma che è anche, dal cognome lo si capisce, la proprietà di Qui Group. Il welfare è uno strumento che va incontro ai bisogni delle persone, bisogni primari, quindi delle famiglie, e che è in grado di rispondere a delle esigenze che sono emerse sempre di più nel mercato. Le persone hanno bisogno di strumenti che aumentino il potere d'acquisto, quindi che vadano ad aumentare la capacità di spesa delle famiglie, e l'obiettivo di Welfare Company è proprio quello di offrire servizi, convenzioni, sconti in grado di portare nelle tasche delle famiglie uno stipendio in più l'anno. E poi qualcosa è andato storto. Da un lato questo era un bel progetto, sentito così, posso dire che oggi suona quasi come una beffa. Nel senso 450 e passa dipendenti senza un lavoro, di cui 350-360 almeno a Genova. Insomma, la voce dei pubblici esercizi con Alessandro Cavo, che è il presidente della FIPE. Il fallimento del gruppo Qui genera danni di vario tipo. Colpisce non solo il PIL della Liguria per quasi il 2%, ma colpisce anche l'occupazione della nostra città, colpisce il tessuto urbanistico e commerciale, vedendo attività del gruppo che hanno chiuso da un giorno all'altro in pieno centro, e ha colpito moltissimi esercenti in Italia, i quali si sono ritrovati ad avere in mano carta straccia sostanzialmente per un incauto acquisto fatto dallo Stato, il quale ha acquistato dei servizi da questa società, generando poi la mancata capacità di rimborso. Quello che ha chiesto la Federazione Italiana Pubblici Esercizi è un fondo per sostenere questi esercenti che altrimenti si troverebbero in gravissime difficoltà. Perché era comunque complicato rinunciare a prendere questi ticket, bisognava fare una scelta che era anche quella di rinunciare a una parte dell'incasso. Sì, Cavo come presidente di FIPE Liguria sottolinea questo, cioè c'è una stretta connessione tra tessuto urbano, esercizi commerciali e potere d'acquisto e denaro che si genera dall'attività. Quella di Buoni Pasto è un'attività generata dalla fiducia e dalla capacità di diffondere l'accettazione dei buoni. Sì. È un danno pesantissimo a livello nazionale, ma per Genova è come se andassimo a sottrarre veramente punti di PIL. È una cosa non da poco, veramente difficile da rimettere in sesto, secondo me, la situazione. Si intuisce dallo stacco musicale che stiamo per parlare di Brexit. The eyes to the right, 312. The nose to the left, 308. Me la sintetizzi in 30 secondi. Sì, dal dramma della Liguria di Qui Group passiamo al dramma della Brexit. Genesi dei sovranismi, non è passata la mozione della May, quindi c'è un no deal su cui ci si stava muovendo. Quest'ultima votazione è quella che dice che assolutamente per pochi voti di scarto la UK non accetterà di uscire senza accordo, quindi è un vincolo loro interno. Questo dà le mosse affinché la May
torni a negoziare perlomeno una dilazione verso l'Unione Europea per la trattativa per avere un deal. E questo sa che stacco è, professore? Non credo che ci stiamo spostando sulla musica cinese, ma è la nostra via della seta, nel senso che poi insomma, c'è anche una via musicale, no? Certo. Da quel punto di vista. Noi siamo radio e quindi quello potrebbe essere il nostro destino. Stiamo per parlare di via della seta, questa nuova cosa, insomma, sorta in settimana. Allora, da un lato noi avevamo la TAV, abbiamo gestito la TAV in un qualche modo, ovvero come sempre partendo da una situazione sbagliata. Non è stata data una risposta giusta, ma è stata messa sotto il tappeto finché ci saranno le elezioni europee, perché questo è stato dato il via ai bandi, ma i bandi sono revocabili, quindi vincono tutti e nessuno, e si è spostata l'attenzione raddoppiando il botto su una nuova via, che è quella della seta, ovvero Porto Trieste, Porto di Genova per quello che ci riguarda. Interessi cinesi su alcuni nostri porti e attualità logistiche. Sì, logistica nel senso è tutto quello che riguarderà le reti di connessioni che sono stradali, ferroviarie, marittime, ma anche tecnologiche tra la Cina e l'Europa. L'Italia può essere una di quelle porte di accesso. Il problema poi è se è una porta di accesso intesa con semplici accordi commerciali che non lede la tranquillità, chiamiamola, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, che hanno tutt'altro invece da dirci su questo tema, e quindi rispetto alla possibilità di fare business. Sentiamo cosa dice il Premier Conte. Il capitolo della Cina quindi non è un capitolo che si improvvisa dall'oggi al domani. Questo capitolo a cui lei accenna è un capitolo che è stato preparato nei mesi scorsi. Voi non dovete confondere, da qualche intervista forse leggete di qualche preoccupazione, ma l'ho detto anch'io, è un capitolo che va affrontato con molta cautela. Molta cautela, dice il Premier Conte. Sentirei anche Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Fino ad oggi c'è stato un forte squilibrio di importazione tra Italia e Cina. La nuova via della seta non solo non mette assolutamente in discussione i nostri rapporti con gli Stati Uniti, ma rappresenta un'occasione imperdibile di crescita per le aziende italiane, potenziando l'export del Made in Italy. Chi è contrario dice no a nuove prospettive di crescita per il Paese. E cosa dice l'UE? We see Belt and Road Initiative potentially a positive initiative. Che potenzialmente sì, ha senso, però poi bisogna andare a capire e vedere. Allora, quello che mi sorprende da un lato è sempre il discorso 5 Stelle, ovvero tempo fa il blog di Grillo era contrario all'argomento via della seta. Adesso la Maiorino dice siamo d'accordo, dobbiamo fare business, la TAV come collegamenti non va bene, ma la via della seta sì, va bene. L'Europa ci dice state attenti perché bisogna avere una posizione comune. Abbiamo un minuto, sentiamo la posizione dell'industria con Vincenzo Boccia. Dobbiamo stare attenti, noi abbiamo bisogno di una idea multilaterale del mondo. L'industria italiana è un'industria potente, come anche quella europea, noi siamo la seconda manifattura d'Europa, è evidente che accordi, come dire, troppo bilaterali spinti non aiutano l'Italia, quindi occorre equilibrio anche in questi accordi. Non abbiamo visto nel merito, ma le infrastrutture del Paese dovrebbero essere un patrimonio del Paese, non può essere scambiato con altri. Detto questo, occorre poi entrare un po' più nel merito, ma abbiamo bisogno di un'idea multilaterale del mondo e non bilaterale. Sempre corretto ed equilibrato, Presidente Boccia. Teniamo presente che domani a Milano ci saranno gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, terzo appuntamento, dopo Piemonte e Liguria ci si sposta a Milano. Lì sulla via della seta magari avremo qualche aggiornamento importante. Su Genova e la portualità certamente ci interessa, però proprio sulle logistiche Nord-Ovest, TAV, Terzo Valico, sempre importante. Cosa dice il nostro vice premier? No, condivido la necessità di essere estremamente prudenti e cauti. Qual è la sua preoccupazione maggiore? Il derby di domenica. Il derby di domenica è preoccupante, mi rendo conto. Sì, non dico neanche che dica una fanfaronata, dico che è molto sveglio. Ecco, l'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì? Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, a cui do appuntamento a giovedì prossimo. A presto. Cos'è l'avventura? Un lungo viaggio? Un'impresa straordinaria? E se invece fosse dietro l'angolo?